Al concorso Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto ambito 1, oltre alla scuola primaria Todaro che ha partecipato con uno spettacolo teatrale in dialetto chioggiotto intitolato Centodaro, di cui abbiamo parlato sul telegiornale questa mattina, anche un'altra scuola di Chioggia è risultata vincitrice. Si tratta del concorso regionale Tutela Patrimonio Veneto e la scuola è la Caccin. Ieri le due scuole sono state accompagnate dall'assessore alla cultura, vice sindaco di Chioggia Elena Zennaro, a Mestre al Teatro Toniolo per il ritiro dei premi. Alla scuola Todaro un premio da 900 euro, alla Caccin uno da 400, premi che potranno essere spesi in materiale scolastico. Il progetto della Todaro si apre nell'ampio progetto per il 100° anno della scuola sorta nel 1924, Centodaro, mentre il progetto della Caccin nasce con una collaborazione con il Palio della Marcigliana. La tradizione nel suo valore culturale, la cultura del territorio e quindi della lingua dialettale che vi si parla sono le motivazioni che il progetto Tutela Patrimonio Veneto porta avanti. Ai ragazzi sono andati i complimenti del vice sindaco e agli insegnanti che li conducono in questo importante percorso. Carne al fuoco, specialità carne, sughi gustosi, tagli ricercati, ricchi panini e i capricci di mare. Dal lunedì al venerdì puoi scegliere anche l'ottimo menù carne al fuoco, diverso ogni giorno. Il tutto servito o take away. Carne al fuoco in Viale Umbria a Sottomarina. Dunque, torniamo a parlare di questa signora mamma di 2 minori che si trova con lo sfratto esecutivo, tra l'altro è già la terza volta che arriva l'ufficiale giudiziario che viene rinviato. Allora, le cose stanno andando un pochino meglio, in quanto prima di tutto a oggi sono arrivati 1.800 euro da vari bonifici sul suo conto in pratica, no? E inoltre si è interessato un avvocato che le sta facendo il patrocinio gratuito e praticamente ha contattato l'avvocato della controparte ed ha praticamente al momento fermato lo sfratto per 2 mesi praticamente, però bisogna saldargli assolutamente diciamo quanto rimaneva. E la signora ha già fatto un bonifico di 1.400 euro, intanto l'ha già fatto, e in più ha pagato, ha fatto un altro bonifico pagando anche il mese di marzo in pratica, quindi non siamo più in una situazione così di immediata, però deve finire di pagare il resto, quindi vi solleciterei, se insomma in tanti facciamo anche ognuno un bonifico di 10-20 euro, molti bonifici sono arrivati e sono stati molto cospicui, tra l'altro c'è stato un donatore che ha versato addirittura 500 euro, però insomma non sto dicendo versare 500 euro, ci mancherebbe altro. Qualcuno mi ha chiesto a che quota siamo arrivati a 1.800 euro e vi ripeto che questa signora ha fatto di tutto per non essere sfrattata. Diciamo, il procedimento di sfratto è stato fatto, ve lo ripeto, ve l'ho già detto altre volte, perché non era riuscita a pagare le spese condominiali e per questo posso assicurare, ho visto le carte, perché quando me l'ha detto io le ho anche creduto, però io ho detto guarda, siccome voglio aiutarti in questa maniera, siccome ci sono anche altre persone che collaborano con Chioggia Azzurra, ho bisogno che mi mostri, diciamo, le carte, e mi ha mostrato, diciamo, le carte, e quindi vi dico che insomma, ecco, quindi vi solleciterei, dobbiamo arrivare a 3.200 euro così di pagare, chiudere questa partita qui, e insomma si dovrebbe risolvere tutto quanto. Lei ovviamente sempre in difficoltà, non è che guadagna chissà quanto, però già saremo in una situazione ben diversa, quindi vi sollecito di continuare a versare. L'obiettivo è arrivare a 3.000, avevo detto 3.000 euro, in realtà sono 3.200, quindi 3.200 euro. Grazie a tutti, vi assicuro che, insomma, che è una persona meritevole, che vale la pena di aiutarla. Alla pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni si stanno sfornando le fragranti colombe pasquali, gusto classico e al cioccolato.
Oltre alle golose paste, alle gustose torte e ai ricchi cornetti, le colombe di Sandro ti faranno gustare il meglio della pasticceria artigianale. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, Chioggia. Siamo stati oggi a Volto di Rosolina, oggi 26 marzo, per un importante anniversario. È stato ricordato infatti l'80° anniversario dell'eccidio di Malgabala, che oggi si trova all'interno dei confini sloveni. Furono giustiziati 12 giovani carabinieri, tra i quali anche un giovane carabiniere polesano, il carabiniere Antonio Ferro, che fu decorato con medaglia d'oro al merito civile e alla memoria. La prima parte della cerimonia è consistita nella deposizione di un cuscino di fiori sulla tomba in cui giacciono i suoi resti, presso il cimitero di Rosolina. La commemorazione si è poi spostata nella piazza a lui intitolata con la deposizione di una corona presso il cippo dedicato ai carabinieri caduti per la patria nell'adempimento del loro servizio. Alla cerimonia hanno partecipato il prefetto di Rovigo, dottor Clemente Di Nuzzo, il comandante provinciale dei carabinieri di Rovigo, colonnello Edoardo Campora, il questore di Rovigo, dottor Giovanni Battista Scali, il comandante della compagnia di Adria, maggior Pietro Gatto, il sindaco di Rosolina Michele Grossato, la signora Natalia Ferro, sorella di Antonio, a cui è affidata la medaglia. Oltre a loro una nutrita rappresentanza di comandanti e carabinieri delle stazioni della Compagnia di Adria, nonché dell'Associazione Nazionale Carabinieri e delle altre associazioni combattentistiche ed Arma. L'incontro si è poi spostato alla scuola secondaria di Rosolina, Marin Sanudo Giovane, dove rappresentanti d'Arma, amministrazione e la signora Natalia hanno incontrato gli studenti perché la memoria di ciò che è accaduto venga tramandata. Un fatto troppo recente per essere presente nei libri di storia e abbastanza recente perché qualcuno lo abbia vissuto direttamente e ne possa parlare. Quest'anno la cerimonia nei luoghi natali del Carabiniere Ferro è seguita alla cerimonia solenne che si è tenuta ieri 25 marzo a Tarvisio, dove era presente il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri e i familiari delle altre vittime, giunti lì da tutta Italia. Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM, per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'Isola Saloni a Chioggia. Sapete che, lo dico spesso, che sono uno che legge i giornali, non è che voglio darmi delle arie, anzi è un invito anche a tanti a comprare, non dico tutti i giorni, ma almeno 1 o 2 volte a settimana il giornale, magari se avete dei figli, magari mostrargli qualche articolo, è una cosa molto importante. Detto questo, io appunto leggo fra i giornali che compro e c'è il Corriere della Sera e preferisco il cartaceo, c'ho anche l'online ma il cartaceo perché mi piace toccarlo, mi piace aprirlo in pratica e leggo molto volentieri la rubrica Il caffè che c'è in prima pagina sul Corriere della Sera, non tutti i giorni ma insomma diversi giorni durante la settimana, scritte dal giornalista Massimo Gramellini. Ecco, allora Massimo Gramellini è un grande, mi piace tantissimo, non occorre che lo dica io perché insomma se un giornalista scrive in prima pagina sul primo quotidiano nazionale, voglio dire, evidentemente una di qualità. Con questo però devo dire che non è che ogni volta che scrive Gramellini sono sempre d'accordo su quello che dice. La maggior parte delle volte sì, ma non sempre. In questo caso il titolo dell'articolo, della rubrica, quasi sempre con passaggi umoristici, a volte mi ricorda Indro Montanelli, io credo che sia il primo giornalista, il più grande giornalista italiano, ma il titolo è Il selfie dello scandalo. Praticamente cosa succede? Che a Bari il comune di Bari c'è il sindaco Antonio De Caro e c'è in corso tutta una polemica in quanto, per motivi adesso io vi dico la verità non ho seguito con attenzione, ma praticamente il governo ha nominato una commissione d'inchiesta perché sembra che il comune sia a rischio, diciamo, di infiltrazione mafiosa in pratica, no?
Quindi il sindaco De Caro, credo che sia eletto in una coalizione di centrosinistra, si è difeso su questa situazione. Ma cosa succede? Che qualche giorno dopo, vi riproporto la foto, credo da Libero hanno pubblicato una foto in cui si vede il sindaco Antonio De Caro di Bari, dove c'è in questo momento questo procedimento in cui il governo vuole verificare che non ci siano infiltrazioni mafiose, fotografato insieme con due signori, e dal giornale Il Quotidiano Libero hanno detto che queste signore sono consanguine, lo dice anche qui Gramellini, di un mafioso lì di Bari. Questo ha scatenato il putiferio, la foto è stata ripresa da tutti i giornali con articoli più o meno imbarazzanti verso il sindaco. Il sindaco ha fatto anche un bellissimo video, l'ho seguito sul Corriere della Sera online, in cui ha spiegato che lui passava di là, queste signore gli hanno chiesto di essere diciamo ripreso con loro, con una fotografia, e lui ha accettato, non sapeva chi erano queste signore, ha accettato volentieri. E poi tra l'altro c'è un proseguo, perché poi queste signore sono state intervistate e hanno detto che loro con la famiglia, il fratello che appunto dicono che è un mafioso, avevano rotto e non hanno avuto nulla a che fare, sono incensurate ed erano anche molto arrabbiate perché la loro foto era finita su tutti i giornali d'Italia, eccetera eccetera, no? Al di là che una foto, se fatta in pubblico con un personaggio pubblico, a meno che non siano minori, possono usarla quanto vogliono, e quindi è come eventualmente hanno scritto nell'articolo che potrebbe essere preso diffamatorio. Eventualmente queste signore, se hanno la possibilità di rivalersi su chi ha scritto in maniera diffamatoria, sicuramente lo possono fare. Torno all'articolo di Gramellini, e c'è questo passaggio che mi ha colpito. Voi sapete che insomma ho fatto il consiglio comunale 10 anni, ho partecipato a tante campagne elettorali, non è che voglio tornare a fare politica, ma diciamo che mi sento spesso, diciamo, in difesa dei politici. Allora, scrive, l'articolo interessantissimo, vi invito a leggerlo completamente, a comprare il giornale. Sono altresì sicuro che un politico farebbe meglio a sottrarsi per prudenza a qualunque richiesta di foto, specie quando si trova in un quartiere complicato, anche a costo di risultare antipatico e di perdere voti. Ma ciò di cui sono ancora più sicuro è che fin d'ora più nessuna fazione userà più i selfie come una tagliola in cui incastrare l'avversario. Ecco, al di là dell'ultima parte, quello che dice Gramellini potrebbe avere anche senso, anche buon senso, se in realtà, diciamo, la politica e il nostro sistema democratico funziona in tutto un altro modo. Allora, la democrazia in Italia e in altri paesi si basa sul consenso. Per avere il consenso, i candidati, sia quelli di un candidato sindaco, sia quelli di un governo, sia di una coalizione, comunque devono chiedere il voto agli elettori. Per chiedere il voto agli elettori non c'è altro modo che avere con gli elettori un rapporto di fiducia. Funziona in questa maniera. Altrimenti un candidato che se ne sta a casa e mette solo le foto e votatemi non esiste in nessuna parte del mondo. Magari ci sono, ma vi assicuro che nessuno di questi, ve lo dico anche in base all'esperienza diciamo di varie campagne elettorali, non viene eletto. Altro aspetto è che il fatto di andare su un quartiere, così mi tocca un pochino, il fatto di andare su un quartiere, come dice Gramellini, complicato, non mi toglie come sindaco, a mio avviso, a mio modo di vedere, dal dovere, passatemi il termine, di poter avvicinare le persone, perché voglio dire, anche una persona che in qualche modo una persona umile, anche una persona, in questo caso loro hanno detto che sono assolutamente incensurate e che non hanno rapporti con i fratelli, col fratello, ma voglio dire, ci sono a volte nella vita persone che hanno sbagliato. A Chioggia, parliamo di Chioggia, abbiamo tante persone non della mia generazione, della passata generazione, che ricorrevano molto facilmente al contrabbando di sigarette, e tanti sono finiti in galera. Ne conosco tantissimi che in passato sono finiti, quindi sulle loro carte probabilmente dopo tanto tempo non ci sarà più un certificato penale. Tanti sono molto anziani, tra l'altro anziani, ma praticamente sono stati in galera. Quindi non è che sono stati in galera e poi hanno continuato a delinquere. E anche quelli che hanno fatto dei casi gravi, parlo in generale, se a un certo punto hanno scontato la pena e ritornano alla vita civile e lavorano e si comportano bene, voglio dire, non è perché per questo devono essere per forza
diciamo, condannati, messi all'indice, messi all'angolo, eccetera, eccetera. E comunque un sindaco, ma anche un personaggio politico, nella società di oggi non può assolutamente, dopo dipende da situazione a situazione, ci sono tante situazioni ovviamente, ma difficilmente si può sottrarre al fatto di farsi fotografare con un selfie. Quindi secondo me, in questo caso il giornalista Gramellini, bravissimo, secondo me è una di quelle situazioni in cui la teoria è una cosa, ma la pratica oggettiva è tutta un'altra cosa. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia.